Raccontaci il tuo progetto. Intanto buongiorno, sono Claudia Russo, il presidente di START, Associazione di Promozione Sociale. Il progetto che stiamo portando avanti è un progetto di un parco creativo negli spazi dell'ex macello di Udine. Questo che cosa vuol dire? START come obiettivo ha quello di creare un sistema di risorse che stimolano il territorio da un punto di vista di innovazione sociale e di innovazione economica, con un'interazione tra il prodotto commerciale, industriale, turistico già esistente sul territorio che venga in contatto con il prodotto creativo, artistico e culturale in modo da massimizzare entrambi i risultati. Per realizzare questa interazione ci siamo immaginati un luogo che raccolga i talenti e gli obiettivi comuni in un luogo fisico. Lo abbiamo trovato negli locali dell'ex macello anche per una questione logistica e per attivare anche del turismo culturale attorno a questo progetto. La domanda nasce spontanea: quanta gente partecipa, ma soprattutto quanti ragazzi coinvolti? Allora, la gente START in realtà è una realtà nuova di 1 anno e mezzo, conta attualmente circa 30 soci più un centinaio di volontari, ma noi siamo piccola cosa. Abbiamo coinvolto oltre 90 associazioni, tra associazioni e cooperative, abbiamo creato Creativity Connection, che è appunto questa connessione di risorse del terzo settore che lavora su questi temi. In più abbiamo coinvolto le scuole e ci stiamo mettendo a disposizione di tutta una serie di altre risorse per organizzarci e riempire questi spazi dell'ex macello con una collaborazione costante, ma anche con come dire, una raccolta di esigenze che siamo andati anche a raccogliere sul territorio. Da oltre 1 anno e mezzo siamo in giro per le strade a parlare con la gente, a presentare il progetto e a dire ma cosa manca, che cosa si può fare di meglio. Questa iniziativa abbiamo ottenuta grazie alla Banca di Cividale, che ha indetto un concorso che ruota attorno al sito www.progettocivibanca.it e che permette alle associazioni di presentare i propri progetti, di essere votati e poi anche di raccogliere fondi. Di fatto è un sito di crowdfunding. In questo momento viene utilizzato per raccogliere consensi tramite una votazione. Trovate il nostro progetto digitando Parco Creativo a Udine e lì trovate il progetto caricato e avete la possibilità di votarci. Il concorso si concluderà a fine maggio, quindi abbiamo ancora tempo, 1 settimana. Vi ringrazio se ci appoggiate e prendete contatto con noi, info@startproject.it. Ogni idea ulteriore, ogni aiuto sarà benvenuto. Diamo spazio a collaborazioni, a idee, a suggerimenti, anche a critiche costruttive per migliorare gli obiettivi comuni.